È il momento di presentare un mio carissimo amico, un amico di vecchia data, Festival Bar, Disco per l'estate, Festival di Napoli, trasmissioni televisive con Pippo Baudo, quando c'erano i New Trolls, Formula 3, i Pooh, i Camaleonti, Dick Dick. Lui faceva parte di un gruppo musicale che si chiamavano I Visconti e abbiamo il rappresentante di quel gruppo. Lui canta in italiano, ma questa sera per l'occasione canta in napoletano. Abbiamo qui con noi Angelo Di Visconti. Grazie. Angelo Di Visconti, un applauso. Buonasera a tutti quanti voi. Come ha detto l'amico Stringile, non è genere mio cantare in napoletano, ma siccome sono di Napoli, porto l'orgoglio in giro per il mondo di essere un napoletano verace, un napoletano che ce l'ha nel sangue. Perciò stasera, trovandomi qui in mezzo a voi, al centro, al più bel centro di Napoli, e con un'orchestra di maestri favolosi, io voglio cantare qualche canzoncina in napoletano. Se sbaglio qualche parola, perdonatemi, perché vi ho detto non è genere mio. La prima canzone è io l'ho definita una delle più belle canzoni scritte negli ultimi 30 anni. L'ha scritta un carissimo amico, Tonino Apicella. Il titolo è Mannaggia a te.
Adesso è una canzone classica napoletana, una canzone che il titolo si addice ad oggi. Il titolo è Napoli che se ne va. È vero che Napoli se ne sta andando, ma non con le canzoni. Le belle canzoni di Napoli rimarranno sempre, nei nostri cuori, nei vostri cuori. Le canzoni napoletane si devono continuare sempre a cantare in tutto il mondo, perciò rimane solo il titolo di questa canzone. Napoli che se ne va. Sono sbarracato terra marigliare, 3 cundini vascia sanità, sotto i conti innamorata, 2 maestre annatata, 2 marite non compare, e giocava in succità, e cantava la speciale, la luna di Piovina, o pallone di da cantina, o compare di da cucina, la che scuda una provincia va. salutarvi vorrei cantare una canzone che non la canto mai, però quando incontro la carissima amica Laura Gray io la canto perché la dedico a lei. Il titolo è
Il titolo è Catene. Se me lo permettete. Grazie a Ciro Giorgio che ogni tanto ci dà l'opportunità di stare qualche serata insieme. Grazie, arrivederci a presto. Ciao. Angelo, noi ti auguriamo in bocca al lupo per la tournée, ricca di successi, e tu riesci sempre a riempire piazze e teatri. Angelo De Visconti, loro concediamo un attimino l'orchestra, è il momento della danza, lei è brasiliana, Mila Ribeiro con la danza del ventre.
Ed ora ritorna il burlesque con Aurélie Cannelle. Che sporcizia! Bisogna pulire! Oh. Ora leggerò un buon libro nella pausa pranzo. Ed ora arriva un'altra danzatrice che ci presenta la danza orientale Le ali d'Iside. Ritorna l'attrice Lilli Amati.
sul palco per il gran finale ed ora io vorrei invitare tutti gli artisti che hanno partecipato a salire sul palco per il gran finale. Aurélie Candel, Villa Ribeiro, Laura Gray, Gennaro De Crescenzo c'è, il gran finale con Ciro Giorgio, Yvonne Sari, quindi Laura Sali, Yvonne Sari e Ciro Giorgio per il gran finale. Vi aspettiamo tutti quanti domani sera per la serata finale. Questa serata Festival del Sud, orgoglio meridionale. Vai Ciro, vai! Eccolo qua. Facciamo un applauso al presentatore, Ralph Stringile, che ha presentato tutta la serata. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani sera con altri artisti, un altro spettacolo, tutto diverso con altre canzoni ed altre esibizioni delle nostre brave ballerine. E per salutarvi una canzone che cantava sempre il grande Nino Taranto, Dove sta Zazà? E vai!